Quello che ho deciso di fare, fin dalla prima vendemmia, era cercare di creare un vino artigianale che rispecchiasse ogni annata nel suo bene e nel suo male. Accanto ai vini bianchi, che sono vanto e lustro del Friuli, ho deciso di produrre un solo vino rosso con una varietà che credo possa competere con le varietà più blasonate e famose a livello internazionale come Merlot e Cabernet Sauvignon. E ho deciso di puntare il mio lavoro, la mia attenzione sul Refosco dal Peduncolo rosso, un vino rosso che abbia sostanza e quindi una bella proiezione nel tempo per l'invecchiamento.